Saluti a tutti, oggi io sono a regionai a suba de Sadide sa Sardegna, ma a suba de tutto del suo periodo rivoluzionario sardo. Faccia a primizio de sa seconda metà del 1700 su ministro Boggino iat a posto mano a riformas in su mondo sociale ed economico de Sardegna. Ma mancai ci stetias a custa reformas, is problemas de sa terra nostra fiant sempre obertos, poita ca ci tenemus unu sistema feudale arretrau e is istamentos non beniant prus convocados de tempus meda e in plus in relatas tra sardos e piemontesos fiant sempre meda fritas. In pagus paraulas, is problemas sardos fiant sempre alluttus e emus a podi usare sa metafora ca sa brace fiat incumenzende a callentare. In su 1789 in Sardegna is messaios de certas biddas si fiant incumenzados a refudare de pagai is tributos feudales e ita fatto de sforriaduras puru. E in questa circostanza iant obbligau a intervenire sa milizia per seriare is cosas. È in questo quadro storico che in questa circostanza plus de tutto che i consigli comunali iant torrau a liai coscienza del suo potere consensore contras ai diritti feudali che fiant allogados de sa lei e a suba de tutto de sa tradizione de su connuto. Opereus una parentesi arremonende che in su 1789 in Francia fiat scoppiata sa rivoluzione e pariat che questa bideas non tocchessete sa Sardegna, questa bideas rivoluzionarias, ma aici non fiat istettiu, poita in pagu tempus i sardus puru iant nai Sansone. In su 1792, quando fiat scoppiata sa gherra tra francesos e savoiardos, is giacobinos de Corsica, quindi della Corsica, iant pensau de a trovare sa Sardegna, pensando che fessit una cosa facile e meda de fare, ma non avete fatto sconto sull'aristocrazia sarda, che issa è tutto, l'aristocrazia a pustis de 90 annos iat a convocare i stamentos sulle corti, in maniera de zerriare is milizias sardas po amparare sa terra de custos attacos. Custa azione iat a moviu torra is coscienzias nazionalistas chenza de fai contu de su terrenu. Infatti, sul mese de gennaio del 1793, una flotta francese, a pustisi che si vede impossessata dell'isola de Santo Verdo e de Sant'Antioco, in Savati del Bascio, de sa Sardegna, si via presentata in su golfo de Castello in cui ha gettato bombas. E gli ha fatto sbarcare una truma de soldados puru in sa playa de Quarto Sant'Elena, di Quarto Sant'Elena. Ma i sardi sono ci siant strecios, de mala manera. Manca sa milizia sarda non fiat ancora organizzata bene. Arremonaus che ci ha torrau su Fumuncarigas con su picciocco de Napoleone Bonaparte puro, quando ha tentato di attaccare la Maddalena da parte de Cossiga.
Sa Valencia dei Sardus, era retronau, ha fatto sciorrocco in tutta Europa e prosdedotto in Torino, quando i piemontesos fiant malivostos contra i francesos. Ma comente nella borta succede, mancai sardos fiant stetius valentes contra i francesos, is piemontesos non desiant riconosciuto su sacrificio mannu che via stato fatto. Anzi, siant asenau ancora una borta de brusu custas differenzias tra su poderi e su popolo. Ma custa azione iat affortiau in is sardus cussus pensamentos de autonomia mai perdia e sa coscienzia de essere un popolo subalterno castiato di atteso cu vago interesse de su dominatori de turno, ovvero is piemontesos. Arremonaus puru ca a primizio de gennaio del 1793, innantis de s'impresa contra is francesos, is nobilis iant pregontau a su sotterrei de convocare is istamentos por regionare sa strategia militare de liai contra is francesos. Ma su sotterrei Balbiano non lo si è piegato un conto, come ti varia sempre il piemontese del sul resto. Aici sostamento militari accozzato della borghesia, dei cittadini, del clero, della Sagresia, si via da Tobiao Desei stabilendo di mandare in Torino una delegazione per pedire al suo re cosa precisa che bireus in is nodias 5 preguntas, le famose 5 domande. Queste 5 preguntas rappresentano un programma politico di qualità, squisito, avanti nei tempi. La prima domanda era: chi benessere convocato su Parlamento con regolarità, in maniera da stabilire su donativo e regionale a zuba des affari generali come si varia dinanzi. Sa seconda pregunta fiat chi vesset confermau su torra is privilegios antigos de su regno, che a giummai non fiat plus riconosciutos, quindi interessi personali da una classe forte della società sarda. O terza cosa, chi vesset nomenaus in is impiegos públicos, militares e in is cargas de egresia ecclesiastiche, fetti sardos. Po quarta cosa, chi vesse di fatto un ministero sa Sardegna in Torino. S'ultima pregunta, sa quinta, fiat chi vesse di fatto un castello, un consiglio de Stato, in maniera de billare sa legittimità des cosas. Un organo di controllo legiferativo, non podere, no? Vediamo per innanzi secondo i tempos. Quando vi all'ompia in Torino sa reggia delegazione, fiat parlata con scalto un mese senza di ottenere sceda. Anzi, sì, manco un tengio su presidente, manco calcolavo per nulla. E di aici in Sardegna e a soprattutto in Castello, sa bracia fia sempre più scallente. Ma su che ancora ia de brusu moviu sa bracia, ia fatto callentare ancora de brusu sa bracia, fiat stato s'arresto des avogados Brennao Pintori e Vicente Cabras, che fiat stato s'arretenius rivoluzionarios. Duncas, quando vemos l'ompius in su mese di aprile del 1794, aende comprendio che sa sceda del suo governo vialleggia, i sardos diant pogava forza sa bracia.
bugiando in meta. Difattisi, appustisi che viene slompia slitteras de Girolamo Pizzolo delegau, Sanotti intra su 28 e su 29 di aprile, su 1794 appunto, il Castellaio si viene vurriaus a su visurrei, che non gli ha appoderaus a vurriatura, e su 7 de maio, il Piemontese su ghiaus appunto de su sotterre, gli hanno lasciato Castello Vorruga de Mari, per via di mare. In Prusu, s'abbracia e ha fatto campare il fuoco in tutta sa Sardegna e esistamentos gli hanno tagliato sul controllo del suo governo. Hemos a poder che la gustazione del testamento fiat stata una furriatura in sa furriatura, ovvero una rivoluzione nella rivoluzione. Poeta che su statuto del suo regno sardo, de Sardegna, narrata che su viso re che si vesse da sentao poc'alesi da cosa, e adesso deppio donai sa ghia del suo governo a sa reale udienza. Appustesi, sul re gli nominava Girolamo Pizzolo come intendenti generali e sul marcheso della Nargia come generali dei Sarmasa, in maniera di aver posto le cose, non so se forse un ministro della difesa, della guerra. Magari questa nomina, si controlla per avarrare in manos dei testamentos. Quando fiat arrivato su visurrei nuovo, un tale Vivalda, le cose non fiat mutate per nulla. E in questo periodo un importo umano di attento Gian Maria Angiovi. Gian Maria Angiovi via da un giudice, un giudice della reale udienza, che si via stato incaricato del testamento su può convincere su suo terreno a donare tutto in mano su al testamento se tutto. Non si vede un tessitore legato al dialogo, un uomo rispettato. Surreali, io approvavo e donavo tutto il testamento su. Ma sa gente viene rennegata e non si può più controllare. E non può nulla, e su mese di 3 la sargiola, dunque a luglio, adesso 1795, in Castello, viene stato un boccio su Pizzolo e Pranaccio. Le cose si avviano a male vostra smeda. A questo punto che tra il testamento e sul re appunto, non si poteva ragionare Bruso, non c'era più il dialogo. E poi questo, tra gli uomini del testamento, si via cercato di indibarare a fuori qualunque cosa di buono. In Pruso, in Tattari, il sfiotattario fianta a pensamentare smeda, poeta fianta volendosi male in meda cosas. A questo punto che si pensava di prezzare su capo del Suso e su capo del Giosso. A seguire, esistamentos iant pensau de concordare torra con su re e de bogare su sistema feudale. In su Sassaresu ormai scosa fiant furriendo de brutto. Si fiant furriendo de brutto contra as feudatarius e su terrei ia convocau is rappresentantes des biddas in maniera de comprendere is brigas con is feudatarius e in prusu in castello is barões non fiant prus pagando is tributos feudales. Rimarcaus ca in Sassari is feudatarius voliant prezzire si voliant prezzire de Castello poita voliant appoderare meglio sus interesses soro. Ma su Visorrei ci ha mandato a Francesco Cellocco e a Gioacchino Mundula poi a posto questa situazione. Invece state sistemare cose, i due commissari, e antagalettava ancora di più sa braccia. Sa braccia che diventa il messaggio e
sfurriaduras contras als feudatarios se fiant spagnadas concas tiesi, e noi stiesinos stiesiesus iant abrugiare sa domo de su marchesu e atrus logos puru, ma fiat in Sassari ca is revoluzionarios iant fattu sciorru cumannu, poita cantiant stregiu is feudatarius e fattu presoneris addirittura s'arcibiscopu e su governadore puru. Duncas, vistas is cosas mandalladas de bruttu, in su mese de friargiu de su 1796, su superre ci ha mandau in capo de Susu a Gian Maria Angioi, commenti alternos, ovvero delegau con tutti i poderi de su superre. In Sassari, Angioi, ia traballau meda po ponni fine a su feudalesimo, ma sa pace de Cherasco, a unde Napoleone iat obrigau is austro piemontesus a s'armistiziu, cando valiat che nascesse in una repubblica piemontesa, iat spintu s'alternos a pensamentos mannus. Sa gente darricia documentis ispettata a meis biddas de villaggi, ma is moderaus teniant pensamentus malus. No po nudda, cando s'alternos fiat impunendu concas a Macomer, iat tentus primu murrungius, e de su comitau fiat istetiu lassau a solu. Sa calada in Casteddu si fiat allentada e in Aristanis firmata addirittura. In plus, su noi dell'Amparas di giugno del 1796, il su vestitu fatto bandio. Aici is moderaus, mitaghiaus de tale ex vintor, primiziant a garrai a s'alternos, e po gusto su motivus su bonesu si via fuiu in Parigi, a undi moriat in su 1808. Appustis is cumpangios de Gian Maria fiant stetiu condannaus male manera, descriviat stetus innantis is cumpangios sorros e tutto, in moderau pentius. Emus a podi nai ca su movimento angioianu fiat acabau in su 1800 in locutor. Is feudales e nobiles iant bintu, sì, ma is cosas po is nobiles piemontesos fiant mali postas, poita is francesos fiant in Torino e is Savoias se fiant depius fuire in Casteddu in su mese de marzu del su 1799. Infatti, su 13 de marzo de cust'annu chi s'apunnau, cando Carlo Emanuele IV de Savoia fiat lompiu in Casteddu con una trumma de gente sfainada, is sardus diant fattu giura d'orra e arrefudau is pedimentos fattu innantis cun is 5 preguntas. Arrore mannu fiat stetiu custa bellia de regnantis in Sardegna, poita iant donau unu dolu ai sardus, chi iant biu azia is tassas, totus impostas, po mantenni totu custu tallu de gente sfainada. A su puntu chi giai sa banca sadra fiat po fallire. In plus, is annadas fiant leggias medas, non fadiat trigu, pasturas fiant leggias, e sa gente non è che fosse meda pregiata di questo fatto di crisi economica. Basta pensare che su 2 de maio del 1814, dunque a pustis de 15 anni, sa corte lassata a sa Sardegna e s'isola, sempre più povera, arretrata sul mondo de sa laurera e de sa pastoria, e de tutta sa economia cosa sua.
De costumali veniat incorporato il sistema feudale, aggiummai foras de tempus e foras de tempus, no? E, e una parte dessa terra sarda puru non fiat considerata bene. Arremonaus puru ca custu tale de gente regnantis si dividendaus a pustis chi ci fiat stetia sa congiura de Barabanda puru de su 1812. Poi affestaus sa dì de sa Sardigna a pustis chi su Consiglio regionale sardu con sa lei numero 44 del 1993 iat dedicau custa dì a onorai su populu sardu. Duncas, ita podios fai mo? Non posso fai atro chi s'augurai bona die e asibiri con salute trigu in bonore.